14:30, puntualissimi, direi di cominciare, ci accomodiamo, grazie. Intanto grazie dell'invito. E pensavo, ascoltandovi stamattina e soprattutto dopo la lezione di ieri di Monsignor Gianfranco Ravasi, come dire, abbiamo toccato anche oggi delle altezze, no, da cui si godono panorami molto, molto vasti. Talvolta manca anche l'ossigeno, penso a certi passaggi appunto ieri di Monsignor Ravasi. E invece questo pomeriggio torniamo in pianura, dove tra l'altro si può stare anche molto bene, un ambiente molto confortevole, perché il nostro amico Tintoretto ci permette di toccare un'altra lingua tra le tante che investono, come dire, la storia dell'arte, insomma, che è fatta di tante angolature, tanti punti di vista, insomma, che arricchiscono una disciplina che quando ci sono queste occasioni, insomma, sembra tornare, insomma, alle altezze, appunto, ai vertici che merita, che talvolta, insomma, perdiamo, no? In una sorta di confusione. Ma oggi invece mi pare che abbiamo mantenuto dei contenuti davvero importanti per dare contributi e anche punti di vista davvero interessantissimi su questa opera che è l'occasione anche poi di far parlare del pittore. Parleremo quindi del restauro, dei momenti che hanno accompagnato questi 2 anni da tanti punti di vista, scientifico, pratico, e in sé mi pare un pomeriggio che è sempre per ricordare, insomma, il verbo, il messaggio dell'attuale biennale rappresenta davvero una forma di intelligenza, no? Del lavoro che accompagna, del nostro lavoro, insomma, con tutte le diversità e le sfaccettature diverse, ma che serve a tenere alto appunto l'impegno e anche la passione su questo mondo che è la conservazione. Però c'è stato un innesco che si deve a Save Venice, che ha messo in moto queste energie, ed è anche un piacere per ricordare l'energia di Melissa Con, che si dedica, come tutti sapete, molto, con grande passione, con molta lena, insomma, a questo mestiere che porta a sostenere la conservazione del patrimonio. Grazie. Rimane seduta? Sì. Ok. Da 460 anni la Scuola Grande di San Rocco si prende cura della crocifissione di Tintoretto, garantendo il suo recupero, la sua protezione e la sua trasmissione dei suoi valori culturali. Secondo i documenti, la crocifissione ha subito almeno 4 interventi di restauro nel corso del tempo, incluso quello più recente. La storia dei diversi smontaggi del quadro da parete e la sua movimentazione testimonia quanto sia stato complesso la sua conservazione, considerando le grandi dimensioni delle tela. Queste operazioni di movimentazione sono state sicuramente difficili e rappresentano un esempio di quanto il restauro possa essere un processo complesso e delicato che inevitabilmente segnano l'opera. Il primo restauro documentato risale al 1673, quando Angela Vidale intervenne per riparare i danni causati dall'umidità del muro retrostante e dal percolamento dell'acqua piovane del tetto. È molto probabile che Vidale staccò il quadro dal muro per applicare una nuova tela di foderatura, oltre a pulire le superfici e togliere delle muffe. Il suo intervento è ricordato direttamente sulla tela, scritta sotto il cavallo di destra, con la data e il nome del restauratore. Nel 1741 i confratelli cambiano il rivestimento ligneo delle pareti della sala dell'albergo e si pensa che sia stata movimentata la crocifissione per questo intervento. Passano quasi 200 anni prima di un altro intervento.
Nel 1915, durante la Prima Guerra Mondiale, il dipinto fu smontato, arruolato e trasportato a Firenze, dove rimane in deposito per 4 anni, fino al 1919, quando finalmente fu consegnato a Venezia, ma non rimontato al muro. Soltanto nel 1921 il quadro fu tolto dal rullo e sottoposto a un intervento di restauro, che prevedeva una nuova foratura e altre operazioni di consolidamento, concluso nel 1922. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'opera fu imballato nel 1940 e portato alle Gallerie Reali per la sua sicurezza, rimanendo lì fino alla liberazione di Venezia nel 1945. Il prossimo restauro fu nel 1972 con il finanziamento straniero. International Fund for Monuments fu formato negli Stati Uniti nel 1965 dal colonnello James Gray, ispirato dall'idea di tentare di raddrizzare la Torre di Pisa. Il fund fu impegnato con restauri in Etiopia quando la tragica acqua alta di 1966 colpì Venezia e subito Colonel Gray organizza il Venice Committee dell'International Fund for Monuments con lo storico dell'arte John McAndrew come chairman. Quando McAndrew fu un curatore al Museum of Modern Art a New York, nel 1938 ha organizzato una mostra dedicata a Falling Water, la celebre casa sulla cascata progettata nel 1936 da Frank Lloyd Wright, vicino a Pittsburgh, appartenente alla famiglia Kaufman. Così McAndrew incontra Edgar Gate Kaufman Jr., che eventualmente diventa una collega di McAndrews al Museum of Modern Art. Con l'incoraggiamento di McAndrew, Kaufman dona i fondi per il restauro di 38 dipinti di Tintoretto a San Rocco dal 1968 al 1975. Nel 1971, appena prima degli inizi del restauro delle tele di crocifissione, John McAndrew lascia International Fund for Monuments e si fonda Save Venice Inc. Il lavoro di restauro della crocifissione negli anni 70 è stato affidato a Antonio Lazzarin, che ha effettuato un difficile rullaggio verticale del quadro per toglierlo dal muro. Durante il restauro fu applicata una nuova foratura e Lazzarini ha lavorato per risolvere i problemi dei caduti di colore e altri danni, causato in parte dai segni del lungo giacenza con la tela arruolata durante la Seconda Guerra Mondiale e la umidità del muro retrostante dovuto dalla storica acqua alta del 66. Nel 2016 Save Venice ha iniziato a pianificare la celebrazione di 500 anni della nascita di Tintoretto, sotto la guida di Chairman Frederick Elchman. Questa iniziativa avrebbe portato Save Venice al restauro del 19 dipinti di Tintoretto e di un altro set della bottega. In quel periodo si è già iniziato a parlare di restaurare anche la crocifissione, ma si decise che non era il momento giusto. L'opera era troppo grande e si voleva evitare di privare il pubblico della sua visione. La Scuola Grande di San Rocco, con fondi da Sky Art, invece ha completato il restauro delle Due Marie del pianterreno. Le mostre di Palazzo Ducale e di Washington, curate da Frederick Elchman e Robert Eccles, hanno messo in bella luce alcuni dei quadri appena restaurati, oltre alla mostra di giovani Tintoretto alle Gallerie dell'Accademia. Save Venice ha pubblicato una guida, Tintoretto a Venezia, a cura di Thomas della Costa, e Amalia Donatella Basso ha organizzato un convegno a Palazzo Ducale dedicato ai restauri delle opere di Tintoretto e di seguito ha pubblicato il libro Anno di Tintoretto, riflessioni, ricerche e restauri. Alla fine del 2022 si torna a parlare del restauro della crocifissione, grazie anche alla conoscenza dei vari restauri compiuti per la celebrazione del Tintoretto 500. Sembrava che il tempismo fosse giusto. Save Venice aveva appena finito il restauro dell'Assunta di Tiziano alla Chiesa dei Frari. Era molto difficile pensare a un altro restauro così importante su un capolavoro veneziano.
Quando la Scuola Grandi San Rocco ci ha proposto di adottare la crocifissione, che si presentava offuscato da una vernice ossidata, St. Venice ha accettato la richiesta con entusiasmo. Grazie alla generosità del donatore Arnold M. Bernstein, mecenato di Chicago e fedele sostenitore di St. Venice, il restauro ha trovato un finanziamento. Bernstein non è mai stato a Venezia, ma nutre una profonda ammirazione per l'arte veneziana e per il Tintoretto. La ditta CBC, Conservazione e Beni Culturali, ha iniziato il restauro della crocifissione attorno a marzo del 23 e completato il lavoro il marzo 25. Il restauro della crocifissione, di cui parleranno più nel dettaglio Caterina Barnaba e Gabriele Mattino questo pomeriggio, è stato reso possibile grazie all'autorizzazione e alla stretta sorveglianza della soprintendenza e sono state fondamentali le competenze di Fabrizio Magani, Irene Spada e Ileana Della Pupa. Con Agnese Chiari, nel ruolo di direttore tecnico, 6 restauratori della CBC hanno lavorato un totale di 9.000 ore. E sono Caterina Barnaba, Lucia Tito, Alice Tognoni, Irene Szymanska, Ramona Scamporino e Giulia Vioda. Le indagini diagnostiche sono state fatte da Start Test di Salvatore Schiavone e Maria Francesca Alberghina, che sono presenti oggi per illustrare le loro scoperte. Infine, la campagna fotografica di Matteo De Fina ha documentato il restauro con cura e competenza. La motivazione di un intervento conservativo diventa evidente quando si osserva i risultati del restauro e la straordinaria bellezza della crocifissione. Ora, grazie a questo intervento, il capolavoro di Tintoretto si trova in ottimo stato di conservazione, permettendo a tutti di ammirare e apprezzare la sua magnificenza e il suo valore artistico. Grazie. Grazie. Interessante perché Melissa Conne mi ha fatto ricordare una cosa che per noi è abbastanza ovvia ma che vale la pena di ricordare, cioè che un'operazione di restauro nella sua complessità per un'opera complessa come questa che ogni 50 anni viene restaurata è effettivamente un'esperienza di comunità. Oltre i tanti punti di vista per un'interpretazione storico-artistica ci sono molte professioni che entrano in gioco con attitudini differenti, per cui molto volentieri, come potete immaginare, cedo la parola a Irene Spada, brillante funzionaria della nostra soprintendenza. Grazie mille, buongiorno. Mi unisco ai ringraziamenti all'invito a partecipare a questa interessante giornata, agli organizzatori tutti, ovviamente all'istituto che ci ospita. Negli anni sono stati intrapresi numerosi interventi di manutenzione e restauro alle opere storico-artistiche facenti parte del ricco patrimonio conservato nella Scuola Grande di San Rocco, sia nella sede monumentale che nella chiesa dedicata al patrono. Nel corso del 2018, nella ricorrenza della nascita di Tintoretto, fu dato avvio un'esemplare campagna di restauri e interventi di manutenzione di opere molto significative, di cui abbiamo già parlato appunto in mattinata. Nel solco di questa grande campagna di valorizzazione, che ha interessato in questi anni anche opere ovviamente di altri autori, attuata sia attraverso interventi di restauro e manutenzione, ma anche attraverso fondamentali momenti di studio, approfondimento e divulgazione di quanto emerso, si inserisce l'intervento di restauro della crocifissione. Un'altra straordinaria occasione di scambio di informazioni, confronto tra le varie professionalità coinvolte. La giornata di oggi è appunto esempio perfetto di questo. Le foto che vedete scorrere sono foto di Matteo De Fina, della Start Test, e miei di sopralluogo, che purtroppo questi chiaroscuri non sono dovuti alla volontà di Tintoretto, ma alle luci di cantiere, quindi spero che insomma mi perdoniate. Il restauro non può essere inteso come pura operazione conservativa, seppur ovviamente momento imprescindibile di tutela, ma anche operazione conoscitiva, occasione appunto di approfondimento e studio. L'intervento che prendiamo oggi in esame si unisce
al recupero del bancone ligneo, che nasconde l'accesso agli scrigni sottostante la crocifissione, quindi piano d'appoggio e pannelli frontali in cuoio, insieme alla porzione di fregio continuo soprastante il telero, raffigurante putti, ghirlande di fiori e frutti, anch'esso oggetto di autorizzazione del nostro ufficio, che mi piaceva in questa occasione ricordare. Un percorso, quello di intervento, che ha avuto appunto, come diceva già Melissa Cuni, inizio negli ultimi mesi del 2022, con un primo sopralluogo tra proprietà, finanziatori, ditta incaricata dei lavori e funzionari tecnici di questo ufficio. Approfitto per ricordare in questa occasione e ringraziare appunto la collega Eliana Della Puppa con cui ho iniziato la sorveglianza di cantiere. Del dicembre di quell'anno è la richiesta pervenuta negli uffici di Palazzo Ducale con il primo progetto di restauro, la prima proposta di intervento. A seguito di autorizzazione, nella primavera del 23 prende quindi avvio questo ambizioso progetto di restauro. Dal punto di vista conservativo era un'opera che si presentava offuscata da una disomogenea e spessa stratificazione di vernici ingiallite e ossidate, residui che in un primo esame visivo erano dovuti alle colle della foderatura e agli immancabili strati di polveri compatte. A un esame superficiale poteva sembrare un'opera in discrete condizioni conservativa, ma una visione più attenta presentava una serie di alterazioni, vecchie stuccature di restauro non più idonee e una moltitudine, seppur in massima parte di piccola dimensione, di abrasioni e cadute della pellicola pittorica, oltre che alcune lacune. Una serie di disagi sofferti, come già ricordato, e dovuti alla sua peculiare storia conservativa. Come già anticipato, le condizioni conservative non ottimali inizieranno già solo poco tempo dopo la sua realizzazione, come abbiamo visto anche in queste slide. È presente la foto del primo intervento, di quella che è testimonianza del primo intervento del 1673, affidato al pittore Angelo Vidali. Sicuramente l'opera ha sofferto appunto gli stessi disagi che hanno sofferto le altre pitture della sala, in particolare quelle del soffitto, quindi come ricordato infiltrazioni del tetto, danni indiretti causati dall'acqua alta e ovviamente nel Novecento gli spostamenti di cui abbiamo visto prima le bellissime foto dovuti agli eventi bellici, quindi di prima e seconda guerra mondiale. Quindi rullato e trasportato nel 1915, prima nei locali della scuola, poi a Firenze, e nel 1945 rimosso, piegato e spostato. Gli studiosi ravvisano nelle foto eseguite prima del restauro di Lazzarin degli anni 70 come la crocifissione sia solcata da pieghe a cadenza regolare e sviluppo verticale. Il progetto presentato ai nostri uffici nel 23 prevedeva una prima verifica dello stato conservativo della struttura di supporto. Fortunatamente il supporto, costituito da questi teli giuntati in orizzontale e questa armatura così evidente, si trovava in buone condizioni tali da evitare qualsiasi operazione non necessaria. Hanno fatto quindi sì che le operazioni si potessero eseguire direttamente nella sala dell'albergo e si potesse configurare come cantiere aperto. Decisione maturata anche dopo aver valutato la buona adesione della pellicola pittorica al supporto e anche in considerazione delle dimensioni della tela, il cui spostamento poteva creare ulteriori deterioramenti non necessari. Ricordiamo che il restauro è un'operazione, possiamo dire, invasiva e là dove non necessaria va valutata con molta attenzione. E come abbiamo detto, la crocifissione aveva già sofferto gli spostamenti avvenuti. Quindi un'area appositamente allestita, quella di cantiere, che ha consentito di lavorare su diverse quote del dipinto e quindi sull'intera superficie, continuando però a garantire la fruibilità della sala ai visitatori che quotidianamente entrano nella scuola grande. Sicuramente la crocifissione può essere detta opera identitaria di questo percorso e della scuola, sia quindi rendendo partecipe il pubblico di questa preziosa restituzione, anche attraverso dei monitor. Ovviamente il cantiere deve sempre rispettare condizioni ottimali sia per i lavoratori ma anche per le altre opere e strutture presenti nelle adiacenze. In virtù di questo è stato quindi da noi richiesto di comunicare preliminarmente le modalità di predisposizione di cantiere, anche in relazione alla movimentazione di altre opere presenti nella sala e anche per proteggere le parti immobili, che avrebbero dovuto essere messe in sicurezza prima dell'installazione dei ponteggi, ponendo anche particolare attenzione alla contestuale protezione degli elementi lapidei, lignei, pavimentali e dei paramenti sacri conservati nel bancone in occasione del cantiere di restauro. Particolarmente problematica, come lo era stato per il cantiere del soffitto, la progettazione della struttura in impalcatura, per la presenza del bancone ligneo, appunto, da cui si è provveduto a rimuovere i pannelli, anch'essi oggetto di restauro, prima dell'installazione.
Ovviamente l'importanza del dipinto ha consigliato di accompagnare il restauro da una serie di indagini, sia propedeutiche all'intervento, sia necessarie al fine di poter stabilire utili confronti con le altre opere dell'artista, già restaurate e indagate negli ultimi anni. In quest'ottica sono state autorizzate dalla Soprintendenza ed eseguite indagini diagnostiche, principalmente non invasive, sulla superficie pittorica, oltre che sulla porzione di fregio soprastante dell'opera di Tintoretto e sul frammento di fregio raffigurante le tre mele, conservato nella sala dell'albergo, con esiti, posso dire, di sicuro interesse per gli studi futuri. L'intervento di restauro è stato quindi proceduto da campagne fotografiche e diagnostiche con lo scopo di fornire utili informazioni per orientare le scelte metodologiche per l'intervento conservativo e supportare l'intervento in corso. In particolare, le metodologie di indagine selezionate sulla base delle esigenze sono state condotte per valutare e documentare lo stato di conservazione, studiarne la tecnica artistica, individuare le modalità di disegno preparatorio e identificare in dettaglio la tavolozza pittorica, così da integrare i dati già ottenuti e già in nostro possesso, in particolare quelli provenienti dal restauro degli anni 70. Queste ci hanno dato una mano appunto a differenziare i materiali originali da quelli introdotti nel corso dei restauri pregressi, documentare il pesante e disomogeneo strato di vernice protettiva, registrare le aree interessate da assottigliamento, caduta e perdita di stesura pittorica, localizzare dipinture, aree di degrado, insomma tutti quei dati che potevano essere utili all'intervento. Sulla crocifissione molto si è già scritto e detto, ma ancora una volta, grazie a un restauro, sono emersi nuovi dati analitici che possono appunto dare una nuova visione dell'opera di Tintoretto. Ad esempio, e non voglio andare oltre perché so che appunto i relatori che mi seguiranno ne parleranno dettagliatamente, anche delle famose griglie a carboncino che sono emersi dagli studi. La sorveglianza di cantiere attraverso i sopralluoghi è per noi un momento fondamentale. Molte delle decisioni che si prendono in fase di restauro sono prese di volta in volta, nonostante un generale, preliminare progetto di restauro volto alla conoscenza dell'opera e un percorso metodologico già condiviso. Lo stadio preliminare consente di acquisire tutta una serie di dati importanti. I primi momenti di interazione sono un momento essenziale e propedeutico ad ogni altra azione diretta sulla materia. L'esame ravvicinato consente di approfondirne la conoscenza. Importante poi la documentazione grafica e fotografica, anche in considerazione delle future operazioni sull'opera. Ogni intervento a sé, ogni fase di cantiere può svelare situazioni non conosciute o previste fino a qualche momento prima. Tenere traccia della situazione riscontrata di volta in volta e delle decisioni prese in fase di restauro è quindi strumento utilissimo. Decisioni prese appunto in modo collegiale, anche in considerazione di come l'opera reagisce alle nostre interazioni con essa. È un momento di confronto, di riflessione, di valutazione corale tra tutte le professionalità coinvolte, anche tenendo conto delle esperienze pregresse. Particolarmente complesso, e questo posso dirlo in anteprima, è stato per le restauratrici sicuramente affrontare e trovare un equilibrio su una opera di queste dimensioni, recuperando quindi giusti valori cromatici e una corretta lettura di questi piani prospettici. Queste scelte sono state prese anche in fase appunto di cantiere, di sopralluogo, a tu per tu con l'opera di Tintoretto, la materia e la risultanza della sua opera di artista. In sinergia quindi col nostro ufficio, con le restauratrici, la Scuola Grande di San Rocco e Save Venice. A tutte le personalità coinvolte va il mio ringraziamento come ufficio per questo lavoro condotto veramente con uno spirito di collaborazione prezioso. Un particolare ringraziamento alla Scuola Grande, nella persona della dottoressa Chiari Morettoviel, che ha sempre tenuto un contatto diretto con il nostro ufficio e condiviso tutte le fasi operative di restauro, e a Save Venice e al finanziatore dell'intervento, ovviamente, perché senza di loro non sarebbe stato possibile tutto questo. Una delle riflessioni emerse durante un primissimo sopralluogo è stata quella di estendere, come dicevo in apertura, l'intervento anche al bancone e al fregio, in considerazione della possibilità di usufruire del ponteggio e del fatto che il bancone fosse in qualche modo inglobato nel cantiere. L'augurio, e con questo vorrei concludere il mio intervento, è che questo intervento di restauro possa proseguire nelle altre porzioni di fregio, andando a completare il recupero pieno di questa importante sala della Scuola Grande. Grazie.
Grazie Irene Spada anche per l'incoraggiamento a guardare voleva. presto il futuro. Ho tentato. No, vedo che c'è un ritmo degno della velocità di Tintoretto, per cui cedo molto volentieri la parola a Salvatore Schiavone e a Maria Francesca Alberghina di Startest, anche dandogli qualche minuto in più rispetto alla previsione. E allora, buonasera a tutti. Intanto inizio anch'io dai doverosi ringraziamenti agli organizzatori, all'istituto, a chi ci ha coinvolto e reso partecipi di questo bellissimo progetto corale, da Sei Venice, l'accoglienza di San Rocco, la collaborazione con la CBC, che insomma, di cui veramente ci sentiamo onorati. E abbiamo preso appunto parte a questo bellissimo progetto corale nel nostro ruolo di più tecnico. Il nostro ruolo è stato appunto quello di produrre dei dati scientifici, interpretarli e elaborarli in modo che questo processo di conoscenza potesse andare avanti, questo processo di conoscenza sulla crocifissione così complesso. Un po' gli scopi sono stati anticipati e ovviamente avevamo, come un piano diagnostico oggi insomma richiede, avevamo la necessità di ottenere delle informazioni per una corretta documentazione dello stato di conservazione dell'opera prima di qualunque possibile intervento a supporto della progettazione. La conoscenza quanto più dettagliata dei materiali, approfondire le nostre conoscenze appunto sulla tecnica artistica. Abbiamo visto stamattina quanto è aperta la questione sul modo di procedere di Tintoretto e quindi questa era un'occasione imperdibile per poter aggiungere dei tasselli di conoscenza e verificare quanto si sapeva dalla letteratura delle esperienze precedenti su quest'opera. Così magnifica, così estesa, così grande, quindi individuare quali erano proprio i punti chiave della progettazione dell'artista su un'opera di queste dimensioni. E quindi avevamo anche una bella responsabilità con il mio collega di insomma, eseguire le indagini nel modo quanto più completo possibile. Si ricordava prima che le indagini sono state di tipo non invasivo, quindi abbiamo proceduto a tecniche di imaging e tecniche spettroscopiche, quindi analisi chimiche, sempre in maniera con strumentazione portatile e senza quasi contatto con l'opera, per cui rispettando il più possibile questa materia così delicata. L'insieme di analisi sono state appunto quelle che oggi fanno parte di un set standard di diagnostiche proprio per approcciare lo studio di un'opera pittorica, quindi dall'imaging, partendo da una conoscenza di contesto. Quindi l'imaging ci permette poi anche di contestualizzare le informazioni più puntuali, chimiche, ottenute su singoli punti, ma che sarebbero poco significative senza l'intera conoscenza e distribuzione dei materiali originali e di restauro, di degrado presenti su questa superficie, a maggior ragione nel caso di queste estensioni che devo dire all'inizio ci spaventavano un po'. Quindi appunto il percorso di conoscenza dall'immagine che ci porta in alto prima del restauro a poi al finale magnifico esito del restauro è stato proprio questo, questa successione di tappe dalla conoscenza dello stato di conservazione è fondamentale in un pittore come Tintoretto. La rivelazione dei disegni preparatori, dell'impianto compositivo, come stamattina abbiamo ben sentito dal contributo del professor Hockman. Quindi la caratterizzazione della tavolozza pittorica, che abbiamo visto come ha rivelato veramente delle sorprese. Per quanto tradizionale, abbiamo visto come lui, partendo da materiali veramente disponibili a lui e diffusi, arrivasse a degli esiti e delle tonalità impreviste ma poi rese sistematiche, vedremo in qualche modo, e quindi l'implementazione di questa conoscenza per verificare ancora una volta e approfondire la tecnica artistica. Quindi il nostro ruolo era quello di, ripeto, fornire dei dati per gli studiosi, per i restauratori e gli studiosi, motivo per cui, lo ripeto, io vi racconterò un po' come abbiamo acquisito i dati e quali sono le informazioni che abbiamo visto e le finalità e le tecniche, però non entrerò nel dettaglio proprio per dare spazio a chi di competenza, restauratori e studiosi dell'arte, vi porterà presenterà le informazioni nel contesto delle conoscenze nuove acquisite. Vi parlavo proprio di questo spazio esteso, no? Che di fronte alla crocifissione un po'
dei nuovi Tintoretto ci siamo ritrovati a gestire uno spazio molto grande, e quindi anche noi abbiamo ragionato creandoci delle griglie, delle matrici di acquisizione, no? E quindi il Fregio ha avuto appunto una storia a sé, un'acquisizione a sé, e abbiamo suddiviso lo spazio dei 60 metri quadri in livelli. Questi livelli mi soffermo su questo perché per noi sono stati significativi, nel senso che è stato un cantiere esemplare, che penso che entrerà nella letteratura come caso di buon esempio, di buone pratiche, perché è stato di buon esempio e di ideale fin dalla fase della progettazione, come fino alla diffusione dei risultati, quelli che testimonia la giornata di oggi. Di fatto a volte noi, parlo per la figura professionale dell'esperto scientifico, ci troviamo a dover un po' inserirci in tempi e modalità che a volte non sono proprio ideali per ottenere un buon risultato. Invece in questo caso anche la progettazione del ponteggio è stata in qualche modo funzionale ed è eseguita in perfetta sintonia e sincronia con i tempi con le esigenze di tutte le professionalità, quindi per questo devo dire grazie a chi si è occupato della progettazione e ai promotori. Per cui appunto in questo crescendo proprio di conoscenze, ma anche fisico, no? Di questo elevarci sul ponteggio, abbiamo quindi suddiviso la superficie in 3 livelli, evitando quindi proprio fisicamente i tubolari e gli ingombro dei ponteggi, e dei sottolivelli che ci hanno permesso appunto di acquisire delle immagini, ottimizzando anche la risoluzione, lo spazio e le immagini delle varie strumentazioni che abbiamo utilizzato. Per cui in particolare appunto le riflettografie infrarosse sono state eseguite con il sistema Osiris del 1700 nanometri, per cui ringrazio insomma Seivenis che ha messo a disposizione la strumentazione, e ottimizzando relativamente alle distanze del ponteggio la migliore possibilità per ottenere le immagini a migliore risoluzione. E questo così anche per le altre tecniche, in particolare poi la fluorescenza UV, che deve essere acquisita in condizioni di buio quanto più diciamo assoluto, per raccogliere anche quelle piccole emissioni di fluorescenza che la materia ci restituisce, e sono state eseguite nelle ore notturne, quindi ringrazio San Rocco perché ci ha dato accesso anche nelle ore notturne o dopo la chiusura del pubblico, al pubblico. La fase successiva è stata quella quindi dalla conoscenza di contesto tramite l'imaging siamo andati a selezionare dei punti analisi. Anche questi dovevano essere, diciamo, non potevano essere infiniti, dovevamo fare una certa selezione. Siamo arrivati a 138 punti di analisi, guidati dai risultati della fase precedente di imaging, quindi infrarosso, fluorescenza e infrarosso falso colore. E dopodiché un ulteriore finale approfondimento, sempre in maniera non invasiva, è stato realizzato in riflettanza spettrale. Questo perché la fluorescenza a raggi X è una tecnica utilissima, permette l'analisi chimica veloce a distanza tramite volendo pochi secondi di analisi, però ha dei limiti, non ci dà indicazioni, non è univoca rispetto a dei pigmenti o dei coloranti, quali ad esempio il blu oltremare, per cui insomma qui è fondamentale da individuare e identificare, o le lacche, per cui abbiamo integrato per un'analisi che comunque rimane qualitativa, però diciamo abbastanza univoca e identificativa di questi importanti pigmenti e coloranti nella tavolozza di Tintoretto. E così le aree, vedete soprattutto le aree di blu e rosa che abbiamo identificato tramite la riflettanza spettrale. Andiamo più nel dettaglio, qualcosa è stata accennata prima, la fluorescenza invisibile, che appunto grazie alla raccolta dell'emissione nel visibile della fluorescenza emessa dai singoli materiali ci permette di individuare sicuramente lo stato di conservazione. È la tecnica principe per osservare e documentare la prima superficie del dipinto, quindi le vernici, lo stato di conservazione, la distribuzione, l'omogeneità delle vernici. E in questo caso era la vernice, come abbiamo detto, era particolarmente polimerizzata, ossidata, invecchiata, per cui in alcuni casi non era facile osservare
l'altro oggetto di interesse della fluorescenza UV, ossia i ritocchi, i rifacimenti o altre evidenze sotto la vernice. Abbiamo comunque anche proprio per la caratteristica tecnica di Tintoretto e per l'uso di alcuni suoi pigmenti particolarmente scuri sotto UV, perché non hanno, a base di rama ad esempio, non hanno riemissione, quindi ecco, con questa tavolozza il contributo della vernice non era facilissimo individuare bene lo stato conservativo sotto vernice, ma questo è stato superato dall'integrazione con altre tecniche di imaging, quindi ecco, l'integrazione di più tecniche fortunatamente ci aiuta. Per cui appunto questa vernice protettiva molto disomogenea è stata ampiamente documentata. Era più facile la lettura nelle superfici sotto vernice, nelle superfici originali meglio conservate o con una presenza di pigmenti più fluorescenti, quindi i segnali ovviamente su questa superficie erano molto diversi, chiare la parte dei ritocchi in corrispondenza delle giunzioni, il particolare che vedete qui è chiaramente, diciamo, indagabile e documentabile dal punto di vista conservativo sotto UV. La disomogeneità è data anche dal diverso assorbimento delle superfici pittoriche, che in alcuni casi, come nello smaltino, ve lo racconteranno meglio dopo, nello smaltino del cielo è particolarmente assottigliate, quindi un diverso assorbimento della vernice protettiva degli anni 70. Ma andiamo avanti. In generale questa tecnica ci può dare anche informazioni preliminari sull'identificazione di alcune cromie, di alcuni pigmenti, in particolare dei coloranti, ma come vi dicevo il contributo della vernice copriva abbastanza queste emissioni, per quanto le condizioni di acquisizione fossero le migliori possibili, quindi al buio, con sistemi calibrati, con strumentazione ottimizzata. Però in realtà queste colorazioni, queste emissioni caratteristiche di alcuni pigmenti e coloranti, come nel caso delle lacche, sono ben venuti fuori con i primi tasselli di pulitura. Le indagini infatti UV sono state eseguite totalmente nell'intera superficie prima del restauro, man mano che i restauratori sono andati avanti con le restauratrici, giusto? In questo caso sono tutte restauratrici, quindi utilizzo restauratrici, sono andate avanti con la pulitura e abbiamo quindi ripetuto le indagini in UV, acquisendo quindi ulteriori informazioni sullo stato di conservazione dello strato pittorico vero e proprio, quindi osservando meglio le abrasioni o le velature, le fluorescenze delle caratteristiche, le parti di caduta di alcune finiture cromatiche. Vedete un po', non scendo nel dettaglio, ripeto, per darvi più il metodo che abbiamo seguito e la finalità delle indagini. Ma sicuramente sono uscite, anche tramite l'UV, sono uscite fuori delle informazioni di dettaglio sulla tecnica esecutiva che poi hanno contribuito ancora una volta alla conoscenza per quanto possibile, sono superfici che hanno sofferto molto, però diciamo ancora per quanto possibile sul metodo, sulle peculiarità artistiche del Tintoretto. L'altra tecnica che oggi sarà diciamo, protagonista nella comprensione della composizione è sicuramente la riflettografia infrarossa, ma questa oltre che grazie alla trasparenza alla vernice alcuni pigmenti ci permette quindi di andare in profondità, a maggior ragione che abbiamo utilizzato un sistema a 1700 nanometri, andare in profondità proprio per osservare e documentare le superfici, i disegni preparatori, il sistema costruttivo, ma è stata utilissima per integrare anche le informazioni UV, perché come vi dicevo quella pesante vernice non permetteva di localizzare bene i ritocchi, e allora invece grazie al diverso comportamento dei materiali nell'infrarosso, vedete si distinguono bene le parti originali da quelle che in questo caso appaiono più scure e sono tutti ritocchi, e potete osservare il manto della Vergine o altri dettagli, e quindi una migliore localizzazione per evitare insomma per dare maggiori elementi alle restauratrici in fase di pulitura. Dal punto di vista di conoscenza della tecnica esecutiva sono venute fuori tutte le informazioni che tutti aspettavamo sulle modalità di disegno, sulle diverse modalità di disegno in tutto questo, nelle composizioni dei vari gruppi, disegno geometrico, disegno a mano libera, il disegno delle figure al di sotto delle vesti.
ma ripeto, scenderanno in dettaglio i colleghi relatori dopo di me. L'utilizzo delle griglie, quindi abbiamo mappato e osservato con grande dettaglio le griglie, e l'utilizzo dei riferimenti compositivi dell'intera composizione, non dei singoli gruppi, e i pentimenti. Ce n'è non tantissimi, ce n'è diversi, scusate. Alcuni a livello pittorico, altri a livello di disegno o fasi intermedie. Non li svelo perché saranno oggetto delle relazioni dopo di me, scusate. Infatti sotto non trovate nulla proprio per questo. E il falso colore è l'ultima tecnica di imaging che anche lì abbiamo quindi ripetuto la matrice con un infrarosso a 9,50 proprio per crearci le immagini infrarosso falso colore, proprio per dare delle colorazioni, interpretare le colorazioni di falso colore che siano riferibili a quelle, diciamo, da letteratura. L'infrarosso falso colore mette insieme l'immagine visibile e il primo IR, dandoci questa immagine che appunto chiaramente così si chiama di falso colore, proprio perché attribuisce il comportamento spettrale dell'IR a una colorazione specifica. Non è univoca perché, come potete immaginare, diversi sono i cromofori che sono trasparenti all'IR, quindi ci daranno questa colorazione rosata, quindi ad esempio il blu di oltremare, lo smaltino, l'indaco hanno tutte colorazione rosata, però sicuramente c'è stato di molto aiuto per individuare le varie miscele o stratigrafie, quindi tonalità, diciamo, di risposta differente per andare a individuare poi i puntini XRF. Faccio una rapida excursus, diciamo, di alcune delle immagini più significative. Vedete ad esempio la distribuzione dello smaltino nel cielo, che è ingrigito, difficile e assottigliato, difficile da localizzare, appare molto evidente invece nel falso colore, però, e quindi questa informazione ci ha aiutato a localizzare, ripeto, la distribuzione e la individuazione dei punti da analizzare. Come anche ancora meglio si osservano i ritocchi, proprio per il diverso comportamento nell'IR, le diverse miscele delle lacche, insomma ripeto, sono la miscela determina un diverso assorbimento, per cui ci permette di localizzare e differenziare diverse situazioni, diverse stratigrafie. E ancora vedete alcuni altri dettagli. Anche gli azzurri, i blu sono tutti caratterizzati da colorazioni differenti, e poi dopodiché diciamo, tramite l'indagine XRF e i successivi approfondimenti sul campione, con la rilettura delle sensazioni storiche di cui appunto si sono potuti occupare il laboratorio scientifico della Galleria dell'Accademia, diciamo, abbiamo spiegato il perché di queste diverse tonalità ottenute per le varie campiture. E arriviamo alla parte chimica di tutto, quindi avendo avuto la conoscenza, la distribuzione dei materiali su tutta la superficie, abbiamo quindi insieme alle restauratrici selezionato delle aree specifiche per rispondere sia alle questioni di restauro che alle questioni conoscitive sulla tavolozza pittorica del Tintoretto, per capire effettivamente, guardando sempre partendo da quello che era noto in letteratura, perché come sappiamo è molto studiato anche dal punto di vista materico da Lazzarini, Plesser e altri studiosi che hanno il dottor Volpin presente qui in sala, che hanno potuto appunto approfondire diciamo, diversi aspetti. Dal punto di vista quindi con questo uso dei pigmenti molto tradizionali storici, ma con aggiunte tipiche dell'ambiente veneziano. Qui la distribuzione un po' dei punti analizzati. Come vi dicevo, proprio la tavolozza è abbastanza classica tutto sommato, quindi utilizza cinabro, realgaro orpimento, quindi dei sulfuri di arsenico, ocre gialle, ocre rosse, quindi delle terre degli ossidi di ferro, ocre e terra verde, come poi è stato anche confermato dalle sezioni. Lo smaltino, che vedremo che è il grande protagonista di questo ingrigimento del cielo, l'azzurrite, pigmenti a base di rame verdi, in particolare resinato di
di rame, anche questo confermato dalle sezioni, perché ripeto, con l'XRF noi osserviamo solo gli elementi chimici e non tutti dei materiali organici, quindi abbiamo un forte limite, ed è un'analisi superficie, quindi quello che è lo spettro risultante è la somma di tutti quelli che sono i contributi nella stratigrafia, quindi è un po' un'interpretazione che si fa, confermata poi effettivamente dai risultati su campione. Abbiamo ipotizzato il blu oltremare, sia il Minio e il Nero d'Ossa, blu oltremare e il Minio confermati dalla Force e poi dalle analisi al SEM condotte dalla Galleria e l'Accademia. Vi dicevo, a fronte di questa, tutto sommato pochi pigmenti, pochi coloranti, eccetera, gli effetti che lui ottiene sotto gli occhi di tutti sono innumerevoli. E vi faccio adesso una carrellata di cromie, dei punti analisi differenziati per cromie, proprio per farvi in qualche modo vedere come che da questi pochi ingredienti, tutto sommato, le sfumature ottenute sono veramente tante, e alcune noi siamo riusciti ad analizzarle perché, come ci racconteranno dopo, purtroppo si sono perse alcune velature superficiali, ad esempio nel caso di questa veste qui che vedete al centro. Comunque è sempre diverso, ma ha un suo criterio sistematico nell'utilizzo delle cromie, dei pigmenti per ottenere delle determinate cromie. Queste le ho raggruppate, sono dei viola che tendenti dal porpora al bruno, ma come vedete ogni punto analisi poi ha una sua peculiarità, una sua differenza, per cui non mi permette di raggrupparlo insieme ad altri punti, quindi ha usato un po' più di azzurrite e lacca, un po' più di insomma miscele diverse, ho aggiunto lo smaltino nel fondo, insomma varie cose, per cui vi mostro per ognuno delle cromie poi degli spettri. Questi sono gli spettri XRF che possono essere significativi delle principali cromie ottenute, delle miscele utilizzate o delle stratigrafie interpretate. In questo caso, ad esempio, l'utilizzo per ottenere questo fondo violaceo della veste dell'aguzzino, abbiamo appunto un pigmento a base di piombo con l'H rossa, ipotizzata e poi verificata alla Force, e un basso contenuto di azzurrite, realgare o pigmento. Oppure ci sono altri casi in cui questi toni più scuri, quindi un pigmento a base di piombo, l'H, azzurrite e terre che poi possono provenire anche da eventuali imprimiture. Vi dicevo, è un'analisi che è un po' la somma di tutto quello che si vede. Ancora un utilizzo maggiore in questi casi di azzurrite, quindi per dare insomma raggiungere tonalità diverse. In generale i pigmenti a base di rame sono caratterizzati da un'impurezza di zinco. Quindi anche questo poi può dare, per comparazione con la bibliografia o con futuri studi, potrà dare delle indicazioni anche sulla tipologia di pigmenti utilizzati attraverso lo studio delle impurezze. Gli incarnati anche lì, un uso molto limitato del cinabro, ottiene per questi incarnati scuri c'è anche la presenza del rame, del ferro, per ottenere le ombre ritorna all'uso, aumenta di nuovo la quantità di rame, di azzurrite e di ossidi di terra, in questo caso ferro manganese, e aggiunge del cinabro, quindi vedete come modula per ottenere la parte dell'ombra. Poi non lo riporto qua perché noi non l'abbiamo verificato in XRF, però nelle zone in luce dell'incarnato, in effetti in accordo con la bibliografia, aggiunge del giallo di piombo stagno e piombo, proprio per dare una colorazione più brillante e più luminosa, con questo tono più chiaro giallo, quindi negli incarnati. I rossi tutto sommato a base di cinabro sono pochi nella tavolozza, se avete in mente, come abbiamo in questi giorni l'intera opera, non sono molti i punti delle stesure, le campiture rosse. Quindi quando le realizza appunto in cinabro, a seconda, gli elementi che vedete sono differenti appunto in base poi alla stratigrafia su cui la stesura analizzata è sovrapposta, è puro nel sangue del Cristo. Il cinabro lo utilizza anche in presenza, in purezza, diciamo, in questa velatura per dare i riflessi all'armatura del centurione, o in miscela per modulare e rendere vibrante l'armatura del giocatore di dadi. Il rosa. Scusate. Allora, il rosa, abbiamo detto un ampio uso delle lacche,
non le verifichiamo in XRF, però appunto non vediamo altri elementi che possono essere relativi a cromofori rossi o rosa o arancio, per cui la deduciamo, in più la confermiamo in la force. Lo stendardo invece ha un comportamento differente alla force, vado qui, infatti avevamo ipotizzato l'uso del mignio, cosa che è stata confermata dallo studio delle sezioni. Sì. Oppure vedete qui, in ogni caso abbiamo anche nell'interpretazione degli speti XRF, come vi dicevo, ci siamo molto aiutati anche con le colorazioni, con le differenti colorazioni ottenute dalle tecniche di imaging. Gli arancio, questo è un altro punto importante nella specificità della tavolozza con l'uso del RealGar. Lo comincia a utilizzare in puro negli arancioni, lo utilizza RealGar orpimento o miscele. Questo con il livello di studi che è stato fatto non possiamo dire altro. Lo utilizza ad esempio in miscela con il rosa per dare questo tono più aranciato, o il rosa li modula anche con l'aggiunta del cinabro. Vedete qui la lumeggiatura in questa spalla, questo è un falso colore, l'UV, eccetera, l'utilizzo del RealGar orpimento sulla veste in lacca. Quindi effettivamente da letteratura l'utilizzo del RealGar comincia a essere sistematico nella sua tavolozza proprio in quegli anni. È stato riscontrato nella Cristo che lava i piedi ai discepoli da Blesser della National Gallery, e questo pigmento, che effettivamente non è in uso nel resto d'Europa, diventa specifico nella produzione veneziana del XVI secolo, è acquisito poi esteso nella tavolozza della pittura veneta, e questo dobbiamo ovviamente correlarlo a tutta la conoscenza in materiali disponibili alla produzione vetraria. Ancora gli arancioni, quindi varie miscele modulate a seconda della quantità di ominio, cinabro. Come vedete riporto sempre il falso colore proprio per dare le sfumature differenti che avevamo osservato, e quindi ci avevano portato a individuare quell'area come possibile miscela o stratigrafia differente. Sui gialli, ocre gialle in piombo, oppure ancora una volta orpimento RealGar. I verdi, sui verdi ho bisogno di appunto farvi 3 note principali, ossia l'utilizzo dello stagno del giallo di piombo e stagno, scusate, in miscela con i verdi a base rame per ottenere le tonalità chiare, o il verde rame modulato con questi effetti speciali che effettivamente ottiene con delle velature all'H, o appunto la terra verde. Vedete qui ho riportato le tonalità chiare in cui c'è lo stagno presente, o le foglie di cui si parlava prima con verde a base di rame in sovrapposizione miscela con terre verdi, o ancora miscele diverse di sempre terra verde e pigmento a base rame. Dico pigmento a base rame per la stessa limitazione di cui parlavo prima, ma è stato verificato in sezione l'utilizzo del resinato di rame. Vedete, vi riporto un attimo l'esempio di questa per segnalare anche il modo in cui abbiamo poi proceduto nell'interpretazione degli spettri. Abbiamo visto il rame, sempre con quella impurezza di ferro. La fluorescenza ci dava un'assenza totale di emissione di segnale nel visibile, vedete questa zona completamente nera, quindi compatibile col resinato di rame, però in realtà nel falso colore abbiamo visto delle nuance, diciamo rossastre, che ci facevano, rossastre, che ci facevano pensare proprio a quest'ulteriore velatura per ottenere questo effetto più vibrante e porpora quasi. Andiamo agli azzurri, e con questo mi avvio alla conclusione. Gli azzurri sono appunto, diciamo, anche così a questa visione globale del dipinto, sono i più forti, quelli che arrivano, no? Arrivano forti prima in questa distribuzione di panneggi. Anche questi sono, come avete visto nel falso colore, sono modulati con varie risposte. Lui utilizza, come la letteratura aveva sottolineato già prima di noi, utilizza tutti gli azzurri disponibili al suo tempo, quindi i lapislazzuli di varie purezze, l'azzurrite, il blu di smalto, l'indaco. L'indaco
è un pigmento un cromoforo organico, non abbiamo potuto dare noi indicazioni, ma i colleghi della Galleria dell'Accademia l'hanno ritrovato negli strati più interni. E quindi, detto questo, vi faccio vedere anche in questo caso una selezione degli spettri che abbiamo raccolto, per farvi vedere proprio come lavora nelle zone ad esempio più scure delle ombre. Troviamo quindi negli strati più profondi, troviamo lo smaltino caratterizzato da impurezza di arsenico. In alcuni casi abbiamo potuto vedere anche l'impurezza di bismuto quando il piombo è meno presente nella miscela. Poi ad esempio nelle zone chiare soltanto blu oltremare confermato dall'analisi FORS. Ancora negli azzurri chiari, alcuni ottenuti in blu oltremare, altri con velature su smaltino. Questo personaggio ci aveva particolarmente interessato perché effettivamente ha una colorazione infrarosso falso colore completamente differente. Quest'area qui, questa veste qui azzurra, vedete un rosso più intenso. Dall'XRF non ci dà nessun elemento se non il piombo, quindi ipotizziamo il blu oltremare confermato dalla FORS, e in più le sezioni dei colleghi della Galleria dell'Accademia ci hanno spiegato del perché di questa colorazione così rossastra, perché sotto c'è un bellissimo strato di lacca che poi effettivamente è stato osservato nel dettaglio durante le puliture, proprio per ottenere questa bellissima sfumatura. Ancora, insomma, altri esempi in cui c'è la presenza in XRF di smaltino, ma non c'è effettivamente la correlazione con la risposta osservata, però la FORS ci conferma sempre queste finiture al lapis. L'ultimo punto è quello cruciale in qualche modo, è quello proprio del perché questo cielo è così ingrigito, ossia la presenza di smaltino assottigliato, quindi degradato, in legante oleoso, è un vetro potassico al cobalto, in cui la presenza l'utilizzo in legante oleoso crea proprio una reazione di degrado irreversibile, in cui dalla forma con la perdita di ioni di potassio per formazione di solfuri o acidi o saponi proprio del potassio, e quindi il passaggio alla forma tetraedrica all'ottaedrica dello ione cobalto, che ha un comportamento ottico completamente diverso, un assorbimento diverso, quindi diciamo da azzurro può virare al grigio, al bruno in maniera assolutamente irreversibile, motivo per cui nelle zone in cui lo smaltino era applicato con più legante, meno biacca che lo proteggeva, effettivamente quindi la zona del cielo è andato abbastanza perduto. Vedete qua una successione, e come vi dicevo lo smaltino utilizzato nel cielo è caratterizzato sistematicamente dalle impurezze di bismuto, arsenico e nickel, informazione che ci dà anche delle possibili da approfondire, ma ci dà delle prime indicazioni sulla provenienza, sulle modalità di lavorazione, diciamo, con cui è stato ottenuto questo pigmento. Infine è la conferma dall'analisi in gas massa su l'unico microcampione che abbiamo analizzato, e ci ha dato conferma appunto dell'olio di lino, di un olio essiccativo, quindi olio di lino come legante, con una presenza comunque proteica con l'animale, con tracce di uovo e latte. In conclusione, effettivamente mi sono presa i 5 minuti in più che avevamo a disposizione, e in conclusione appunto il nostro percorso conoscitivo diagnostico è servito come era negli obiettivi a documentare lo stato di conservazione dell'opera, così da dare supporti al progetto di restauro, ma anche incrementare le future conoscenze che diciamo sono già partite, ma che continueranno per la comprensione sempre maggiore del processo creativo dell'artista e l'organizzazione del suo cantiere. E sicuramente l'XRF, l'analisi quindi degli elementi chimici, ha dato ancora una volta, ovviamente supportata dalle analisi sulle sezioni. Finora ne sono state analizzate credo una decina, ma c'è un patrimonio di conoscenze ancora da poter approfondire sui 54 campioni che sono stati, quindi sarebbe bello, partendo appunto da questi primi studi, poter continuare e confermare tutto quello che è stato verificato o intuito in alcuni casi. Quindi appunto
effettivamente la conferma di questo modo di procedere a stratigrafie, a miscele, a velature, che in parte si è perso, ma in parte è stato magistralmente recuperato dal restauro, per cui abbiamo questi dati fondamentali per comprendere la tecnica e il segreto di queste 1000 sfumature, di queste 1000 colorazioni ottenute. Questa è un po' la bibliografia che abbiamo confermato. Vi ringrazio ancora. Grazie ai presenti e grazie ancora a tutti i protagonisti di questa bella avventura corale. Vi ringrazio. Grazie, io penso che poi alla fine dovremmo tornare necessariamente su alcuni aspetti molto molto interessanti. Io proporrei un cambio di squadra, se siete d'accordo, e anche un cambio di nome.